Cancerogeno, battaglia vinta al Parlamento europeo, non è il consumo del vino ma l'abuso della bevanda il fattore di rischio, esultano consorzi e produttori, domani la partita del Prošek. A pochi giorni da 2 anni di pandemia in Veneto continua la discesa di contagi e ricoveri, ipotesi zona bianca per il 7 marzo, Zaia, il Green Pass sparirà ma ora è troppo presto, non siamo ancora in sicurezza. Bocciato dalla consulta al referendum sull'eutanasia, la delusione e la rabbia dell'associazione Luca Coscioni che in Veneto aveva raccolto 40.000 firme a sostegno. Resta sotto i riflettori il caso sollevato dal veneziano Davide Dallarmi che non ha potuto vedere il papà ricoverato per l'ultimo saluto, le scuse dell'ULSS 3, prenderemo provvedimenti. Incidente a Mira, furgone si rovescia in un canale di scolo, 2 feriti, il mezzo trasportava un antico clavicembalo destinato ad un restauro, ora gravemente danneggiato. Torno presto, la promessa ai fans di Red Canziana che in un nuovo messaggio affidato ai social mostra i miglioramenti dopo l'infezione al cuore che lo aveva colpito a gennaio. Riparte domani su Antenna 3 la Zanzega, prima tappa sulle colline del Prosecco Patrimonio UNESCO, appuntamento alle 21:15. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto, nei nostri telegiornali la battaglia del vino e delle etichette. Battaglia vinta al Parlamento europeo, non è infatti il consumo del vino ma l'abuso della bevanda il fattore di rischio, così è stato deciso, non ci saranno quindi le etichette con il bollino nero, esultano consorzi e produttori e domani sarà la volta della partita del Prošek. Non è il consumo del vino ma l'abuso della bevanda il fattore di rischio, è il principio su cui si basa la modifica sul piano di azione anticancro approvata ieri a tarda sera dall'Europarlamento. Marcia indietro di Bruxelles, dunque non ci saranno più riferimenti al cancro nelle etichette di vino prodotte in Italia. Le modifiche al Cancer Plan trovano piena soddisfazione delle associazioni di categoria, secondo le quali la decisione va verso l'equilibrio e il buonsenso. È stata una decisione saggia, dico io, non doveva secondo me neanche andare in discussione una cosa del genere perché non è sicuramente una bella pubblicità per il vino. Niente più bollino nero, solo raccomandazioni che invitano ad un consumo responsabile. Con il bollino nero avremmo avuto una riduzione di consumi prevedibile di un 10%, però sarebbe stato catastrofico, penalizzante ed è tutto insensato. Esulta anche il consorzio Prosecco di OCG che solo l'anno scorso ha venduto 104 milioni di bottiglie, più 13% di vendite per un valore di 600 milioni di euro. Sarebbe stato un grossissimo problema quello di applicare un warming sulle nostre etichette e in questo caso avrebbe davvero creato confusione nel consumatore. Battaglia vinta sul fronte dell'etichetta, ora le preoccupazioni si spostano per ciò che dirà la Commissione europea a riguardo del Prošek croato. Da domani iniziano i confronti a Strasburgo dopo che numerosi dossier sono arrivati dall'Italia. E a questo punto attendiamo fiduciosi un responso. I tempi oramai sono maturi e chiediamo all'Unione Europea che comunque prosegua un lavoro di tutela, un lavoro che per noi anche sul fronte del Prošek sarà importantissimo non solo per il sistema vino italiano ma anche per quello europeo. Perché creerebbe un precedente non solo al Prosecco ma a tutti i prodotti che nascono nei territori e portano il nome del territorio, perché dobbiamo ricordare che Prosecco non è un vitigno, non è un'uva ma è un territorio. Allora a quel punto discutiamo anche del Barolo, del Chianti, dello Champagne, di Bordeaux, di Borgogna, che rappresentano comunque dei territori e ne portano il nome. Ed ora il Covid con il punto stampa di oggi del Presidente della Regione Zaia. I dati della pandemia fanno ben sperare per le prossime settimane, ma il Green Pass, secondo Zaia, deve ancora rimanere perché non siamo ancora in sicurezza. Se i dati avranno questa conferma nei prossimi giorni, dal 7 marzo sapete che ci vogliono 2 settimane di conferma, noi siamo zona bianca. 5.181 nuovi positivi, RT che oggi è sceso sotto 1 e flessione della pressione ospedaliera con 18 ricoverati in meno rispetto a ieri. Resta ancora alto il numero dei decessi, 30 in 24 ore, ma tutti i parametri danno curve in rapida discesa e proiettano il Veneto in fascia bianca. Poco cambierà visto che le mascherine all'aperto non sono più obbligatorie. Il presidente Zaia torna in diretta da Marghera e traccia il quadro di una situazione in miglioramento, aprendo a delle riflessioni a 2 anni dall'inizio della pandemia.
pandemia. La fortuna in Veneto è stata di avere la sanità al nostro fianco, con bravi operatori che hanno fatto il loro lavoro, dice, ma la sanità nel nostro paese va ridisegnata. Io penso che ci voglia un nuovo piano di sanità pubblica in questo paese, che tenga presente che nel momento in cui ci vogliono i piani anche pandemici aggiornati. Sul Green Pass, il giorno dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di certificato verde rafforzato per il lavoro per gli over 50, 77.000 in Veneto le persone teoricamente coinvolte, Zaia pensa non sia un problema per l'89% dei veneti vaccinati. Penso che scomparirà, non è che gireremo tutta la vita del Green Pass. Pensare di abolirlo nel giro di qualche giorno o di qualche settimana, non lo so. Il Green Pass è correlato alla necessità di capire se siamo in sicurezza. In questa fase non lo siamo. Poi il passaggio su altre questioni d'attualità, dai balneari. Il tema delle nostre concessioni balneari deve essere rispettoso della storia e dell'identità dei nostri concessionari, dice Zaia, fino al caro bollette. Necessario pensare alle famiglie in difficoltà e prestare attenzione al rischio di nuove delocalizzazioni delle imprese. Perché comunque è uno dei fattori limitanti della produzione, è il costo dell'energia. Cioè quando tu leggi che ci sono aziende che fanno il fermo produttivo perché non ci stanno più dentro, ok, se è una roba della settimana si risolve tutto bene, ma se è una roba che diventa strutturale, il fermo produttivo si chiama delocalizzazione. Quindi al governo bisogna che siano attenti al fatto che il caro energia rischia di spopolare i territori produttivi, di creare occupazione, di creare delocalizzazione, e quindi non è solo più un problema di bolletta, è un problema di strategia di sviluppo. La Corte Costituzionale ha respinto il referendum sull'eutanasia legale, la delusione dell'associazione Luca Coscioni, che in Veneto aveva raccolto 40.000 firme a sostegno della consultazione. Da parte nostra, del comitato promotore, ma l'abbiamo veramente vissuta come una sconfitta della democrazia, come un'occasione persa, e al di là appunto del nostro rammarico c'è soprattutto la consapevolezza che a pagarne poi le conseguenze saranno le persone che aspettavano di poter votare per questo referendum, per il quale appunto più di 1.240.000 persone ha firmato. C'è amarezza nella voce di Marta Perrone, coordinatrice veneta della raccolta firme eutanasia legale per l'associazione Luca Coscioni. La Corte Costituzionale nelle scorse ore ha dichiarato inammissibile il referendum sul suicidio assistito. Secondo la consulta non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana in generale e in particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. Per l'associazione Luca Coscioni si è negata agli italiani la possibilità di esprimersi su un tema che da anni è molto dibattuto nel nostro paese. Dopo il caso di DJ Fabo, che scelse di morire in una clinica svizzera, o le lunghe travagliate storie di Eluana Englaro e Pier Giorgio Welby. Sicuramente è un grave colpo anche per le famiglie che assistono queste persone. Io ci tengo sempre a ricordare che non è vero che chi richiede l'eutanasia o il suicidio medicalmente assistito vive in condizioni di isolamento, di solitudine. È il contrario, molto spesso anzi ha una rete familiare, una rete affettiva molto forte, e nonostante questo, anzi forse ancora a ragione proprio per questo, riesce comunque a sviluppare una propria consapevolezza, autonomia e volontà di procedere verso la direzione appunto di interrompere le proprie sofferenze. In pochi mesi il Veneto aveva risposto in modo massiccio alla petizione per chiedere il referendum sull'eutanasia legale, oltre 40.000 le firme raccolte. Le persone non firmavano e basta, si raccontavano le loro storie, quindi ho capito che quello che noi proponevamo non era una nostra battaglia singola di noi appunto solo del comitato, ma era veramente condivisa da tutte queste persone, ed è il motivo per cui c'è stata questa grandissima mobilitazione. E dopo il fatto che abbia respinto la Corte Costituzionale il referendum sull'eutanasia, c'è delusione ed amarezza a casa di Samantha Dinca. I genitori Genzianella e Giorgio hanno sperato fino all'ultimo nella decisione dei giudici sul fine vita. La ragazza è in coma vegetativo dal 4 dicembre del 2020. Io metterei tutte quelle persone che hanno preso questa decisione nei stessi panni
che noi da genitori e di famiglia stiamo passando con Samantha. Giorgio e Genzianella ci hanno sperato fino all'ultimo. In cuor loro confidavano che la decisione dei giudici della Corte Costituzionale chiamati ad esprimersi sull'ammissibilità del referendum che proponeva di depenalizzare il reato dell'omicidio del consenziente fosse animata dal buonsenso. E invece il giudizio negativo è stato accolto con amarezza, delusione e rabbia. Da quasi 2 anni la famiglia D'Inca chiede di ridare libertà alla figlia Samantha, che versa in uno stato di coma vegetativo irreversibile. Ogni giorno è una sofferenza, sofferenza e ancora sofferenza. Mio marito ha contato i giorni, mi sembra detto 432. Facciamo come Beppino Englaro, che ha contato anche lui i giorni con sua figlia. Lo scorso novembre il Tribunale di Belluno ha nominato Giorgio D'Inca amministratore di sostegno della figlia Samantha, che in questi giorni si è aggravata. L'equipe dei medici che ha ancora la giovane sta valutando le sue condizioni. Mio marito sarà contattato sul da farsi, dice mamma Genzianella, che ringrazia quel giudice che a loro ha dato la possibilità di compiere un atto d'amore per la figlia. La sua sentenza ci ha sorpreso. Siamo rimasti contenti, tra virgolette, non che questa tutta situazione comporti felicità, però ho detto finalmente c'è qualcuno che ha rispetto. Quello stesso rispetto che non ha avuto la Corte Costituzionale, afferma la signora Dalzot. Le situazioni bisogna viverle. Io trovo che la mancanza di rispetto per la vita umana è proprio il suo comportamento, sicuramente non il nostro. Resta sotto i riflettori il caso sollevato dal veneziano Davide Dallarmi, che non ha potuto vedere il padre ricoverato per l'ultimo saluto. Le scuse dell'ULSS 3, prenderemo provvedimenti. Non ho risposte. Domani è un mese, come ha detto lei, che è morto mio padre. Io non so ancora di che cosa è morto. Io non ho notizie. Non cerca visibilità né un risarcimento. Davide Dallarmi, residente annuale, vuole risposte. Vuole che quanto accaduto al Papa Renzo di 92 anni non succeda ad altri. Negli ultimi 2 anni, a causa del Covid, già troppe persone se ne sono andate sole, senza poter vedere né abbracciare i loro cari nella freddezza di un letto d'ospedale. Al signor Renzo, non contagiato dal Covid, è accaduta la stessa cosa. Era stato ricoverato la domenica nell'ospedale di Milano e fino alla sua morte, 10 giorni dopo, il figlio gli ha potuto parlare una sola volta. Per sentire mio padre ho dovuto il martedì, perché è stato ricoverato la domenica, chiamare il reparto, chiedere per quale motivo avesse il telefono spento, che lui, ovviamente io l'ho mandato in ospedale, era lucido. Un'infermiera gentilissima mi ha detto: guardi, oggi è agitato, però adesso vado a vedere in camera come mai. Dopo 10 minuti ho sentito il telefono squillare, era mio padre. Io ho detto: papà, ciao, come stai? Fa: abbastanza bene, e voi? Ho detto: noi bene. Ho detto: mi raccomando, cerca di guarire. E appena posso, ho detto: venite a trovare, vengo. Va bene. In quel momento là prende in mano il telefono la dottoressa, mi fa: sto visitando suo padre, poi le richiamo io. Messo giù il telefono. Da quel momento io mio padre non l'ho più sentito. Solo in alcune giornate Davide è riuscito a parlare col medico deputato, fino alla telefonata che nessuno vorrebbe ricevere e che Dallarmi ha ricevuto il giorno dopo la morte del papà. Martedì mattina alle 9:20 mi chiamo all'ospedale, dico: finalmente me ne danno notizie. Rispondono al telefono, mi fa: buongiorno, lei è figlio del signor Dallarmi? Sì. Buongiorno, ospedale di Milano, volevo comunicarle che suo padre è deceduto ieri sera alle ore 22. A quel punto, oltre allo sgomento, chiaramente il dolore, ho detto: ma nessuno mi ha telefonato per dirmi che è morto mio padre ieri sera? Sono 12 ore fa. Perché dalle 9:20 di mattina alle 10 di sera sono quasi 12 ore. Il mio cellulare era acceso, ma magari può capitare che non sono riusciti a prendere la linea, però avevo anche il numero di casa e io quella sera ero a casa il lunedì, perché dalle 7 di sera ero a casa. Il mio telefono non ha mai squillato. Il dolore più grande Davide l'ha provato quando ha potuto rivedere il padre. Era disteso, con la mascherina, con la barba lunga da 10 giorni e con gli occhi ancora aperti. Ditemi voi se è umano. Senta, lei crede che suo papà abbia pensato in quei giorni di essere stato abbandonato? Secondo me sì, questo è il dolore che mi porterò per sempre e spero che mi perdoni. Perché anche le altre volte che era stato ricoverato precedentemente in geriatria ad Olo, io ero sempre presente. E lui è rimasto in ospedale 9 giorni da solo e non mi ha mai visto. Secondo me, lui veramente, secondo me, è morto solo. È morto solo. Gli effetti personali che gli aveva fatto recapitare non erano nemmeno stati toccati, racconta. Sconfortato, ha segnalato l'accaduto anche al governatore Zaia e 2 giorni dopo il primario del reparto gli ha scritto un'email spiegando che in quei giorni erano impegnati nella riorganizzazione del reparto per l'emergenza Covid. Era inoltre scoppiato un focolaio.
Io vorrei che queste cose non accadessero più, perché in un paese come l'Italia, che si definisce civile, queste cose non dovrebbero accadere. Se ci fosse chiarezza e mi avessero detto la verità, nel senso guardi che lei non può entrare per questo motivo, sarebbe stata un'altra cosa, ma a me non l'ha detto nessuno. Se potessi tornare indietro non so cosa farei, perché dipende dalla situazione, però sapendo quello che è accaduto a mio padre e tante altre persone che mi stanno contattando, alle quali è successo la stessa identica cosa, stesso modus operandi, e forse agirei diversamente, mi metterei davanti la porta del reparto e starei lì finché mi fanno entrare. Io voglio la verità e voglio l'umanità, perché l'umanità secondo me è la cosa fondamentale in tutto. Nel chiedere scusa alla famiglia per quanto accaduto, il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima ha annunciato che saranno presi provvedimenti. C'è la massima solidarietà e mi scuso nei confronti della famiglia che ha dovuto vivere questo momento triste, e direi che noi siamo vicini ai sentimenti che sta provando il figlio in questo momento. Dal direttore generale dell'ULSS 3, che spicca per sensibilità e attenzione, sono arrivate le scuse ufficiali e la vicinanza al signor Dall'Armi e all'anziana mamma per quanto accaduto, e aggiunge: a volte può succedere qualche incidente di percorso e questo, ripeto, me ne rammarico e mi scuso. Va anche sottolineato il fatto che la sanità in questo periodo sta vivendo un momento particolare. Sono 2 anni che sta vivendo una pandemia e non è una cosa comune. Anche le difficoltà, lo stress, le pressioni a volte possono portare a gesti che a mio avviso vanno condannati, non vanno capiti e per i quali noi stiamo adottando i provvedimenti del caso. Contato evidenzia inoltre che gli ospedali ora, come da ordinanza regionale emanata l'8 febbraio, successiva al caso Dall'Armi, sono aperti alle visite, così come le RSA. Bisogna uscire dalla pandemia e gli ospedali del Veneto devono essere al servizio di tutti i cittadini, non solo dei cittadini che hanno la patologia Covid-19. Quindi chi è vaccinato, chi ha avuto la dose booster, con le dovute cautele deve entrare negli ospedali. Noi dobbiamo arrivare alla normalità e questo è il nostro sforzo, il nostro compito, e noi andremo a vigilare affinché ciò accada. Ed ancora cronaca dal veneziano, questa mattina verso le 8:30 i vigili del fuoco di Mestre sono intervenuti a Mira, in zona Piazza Vecchia, per un furgone che si era rovesciato nel canale di Scolo a bordo strada. All'interno c'erano l'autista e un passeggero che sono rimasti incastrati e per liberarli è stato necessario l'utilizzo dell'autogru. I 2 sono poi stati affidati alle cure degli operatori sanitari, ma nell'incidente si è danneggiato il carico del furgone, un clavicembalo antico di grande valore che stavano portando in un laboratorio di restauro a Padova. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per la deviazione del traffico. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con il TG del Veneto. Va tutto bene, torno presto. La promessa ai fan di Red Canzian, che in un nuovo messaggio affidato ai social mostra i miglioramenti dopo l'infezione al cuore che lo aveva colpito lo scorso gennaio, e nel frattempo lo storico bassista dei Pooh mette in guardia su un tentativo di truffa online. Ciao a tutti, come vedete le cose stanno andando sempre meglio. Io cammino, mi muovo, faccio le scale, sto facendo fisioterapia, la voce sta ritornando e insomma va tutto bene. Un passo alla volta per tornare alla musica, ai fans, al palcoscenico. Red Canzian affida di nuovo ai social il suo messaggio per mostrare come la terribile esperienza dell'infezione al cuore, che a gennaio lo aveva costretto al ricovero in terapia intensiva, stia lasciando il posto alla normalità. Un Red Canzian decisamente migliorato rispetto al messaggio registrato all'ospedale Cafoncello per la sua prima passeggiata nel giardino del nosocomio. Era l'inizio di febbraio e già la sofferenza evidente lasciava il posto alla grinta di sempre. Una grinta che in questi giorni, con il ritorno a casa dall'ospedale, lo ha spinto anche a denunciare su Facebook il tentativo di raggiro di un truffatore che si spaccia per lui online con l'obiettivo di agganciare fans per spillare denaro in qualche modo. Devo mettervi in guardia, ha scritto in un post, da un ennesimo mascalzone che si spaccia per me.
Io non ho chat dal vivo, non ho chat private e l'unico posto dove rispondo è proprio qui, sul mio Facebook. Vi prego di non cascarci in queste truffe e soprattutto di segnalarlo. Nel frattempo la voglia di tornare è tanta e soprattutto di riprendere la guida del suo Casanova Opera Pop. Mi manca solo una cosa che è veramente importante: rivedervi, stare sul palco, abbracciarvi, ma succederà presto. E riparte domani su Antenna 3 la Zanzega, prima tappa, le colline del Prosecco Patrimonio UNESCO, appuntamento alle 21:15. Non potevano che essere le colline del Prosecco, patrimonio mondiale UNESCO, la prima tappa del viaggio di Lele Marcasse e Ivo Gallo. La Zanzega torna sugli schermi di Antenna 3 domani alle 21:15, appuntamento da non perdere. Andremo a conoscere le bellezze, gli angoli più suggestivi, i luoghi evocativi, le storie e le eccellenze agroalimentari dei territori tra i comuni di Tarzo e Vittorio Veneto. La puntata inizierà dai Colli di Arfanta, dove all'interno della parrocchiale è custodita una preziosa pala rinascimentale di Francesco da Milano. Poi nell'antico borgo di Fratta, impreziosito dalla via dei Murales, per poi proseguire lungo le sponde dei laghi di San Giorgio e Santa Maria, che ancora riflettono la luce lussureggiante dei boschi circostanti. Luoghi pieni di natura e fascino che hanno emozionato il grande poeta Andrea Zanzotto. I sapori terzesi verranno raccontati invece all'interno dell'albergo ai Pini, dove da oltre 100 anni continua la tradizione della famiglia della Pietà. Ma questo è solo un assaggio di quello che Lele Marcassa e Ivo Gallo vi faranno scoprire. Tra musei, ville e tradizioni, ogni giovedì alle 21:15 scopriremo le bellezze del Nord-Est. E vi ricordo che dal prossimo 9 di marzo scatterà un nuovo passaggio verso la nuova televisione digitale. In Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul 14, TNE sul 18. Per continuare a seguire quindi l'informazione, Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali 10, Antenna 3, 14, Rete Veneta e 18 per TNE. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera. In chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo, arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Bentrovati al meteo. Alta pressione sempre più forte e via via si assopisce nuovamente l'inverno. Il clima infatti sarà meno freddo e con caratteristiche più primaverili. Vediamo il dettaglio di giovedì 17 febbraio. Sul Veneto nelle prime ore varie nubi basse e nebbie in pianura e anche nelle vallate prealpine, localmente persistenti. Per il resto cielo da poco nuvoloso a sereno, precipitazioni assenti, venti deboli da direzioni variabili. Temperature come detto in aumento, minime tra -2 e 4 gradi, massime comprese invece tra i 5 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente anche qui cielo molto nuvoloso e coperto, a seguire invece più sole dappertutto. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 6-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, qualche addensamento ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime sui 15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.